Dobbiamo fermare l'eccidio che continua. Nel 2024 79 morti nel Veneto, oltre 70.000 infortuni denunciati e il 2025 non si annuncia migliore. 15 decessi in Veneto, di cui 5 in provincia di Venezia e 11.000 infortuni denunciati, oltre 1.000 le malattie professionali registrate. L'eccidio deve finire, questo deve essere lo slogan, il messaggio forte che da tutte le piazze deve arrivare e deve arrivare a tutti. Per questo la festa dei lavoratori sarà dedicata alla salute e alla sicurezza nei luoghi di lavoro. CGIL, CISL e UIL Venezia celebreranno il 1° maggio con una festa nello storico capannone del Petrolchimico a Marghera, all'insegna dello slogan Uniti per un lavoro sicuro. Le istituzioni devono investire non solo in formazione, ma in prevenzione, in controlli, in più personale che possa andare a controllare e a verificare le condizioni di lavoro. Ammalarsi, farsi male, infortunarsi e addirittura morire mentre si lavora è inaccettabile e per questo servono scelte concrete subito, per dire che la vita viene prima del profitto, che le lavoratrici e i lavoratori hanno diritto di lavorare in ambienti sani, hanno diritto a non farsi male, a lavorare in condizioni sicure. Questo è il tema centrale di questa giornata del lavoro e continuerà a esserlo. La UIL Veneto porterà avanti in particolare 2 temi. Il primo è quello della sicurezza sul lavoro. Pochi mesi fa, con la nostra campagna Zero morti sul lavoro, siamo stati protagonisti di un toccante evento proprio a Venezia. Il secondo tema è quello della qualità del lavoro. Non è possibile che nella nostra provincia solo un'assunzione su 10 sia a tempo indeterminato. Ci vuole un lavoro stabile, sicuro, che permetta di guardare con serenità al futuro. L'iniziativa prenderà il via alle 15 con gli interventi dei segretari generali delle 3 organizzazioni sindacali confederali veneziane e con le testimonianze dei delegati provenienti dai luoghi di lavoro del territorio.